La goccia d'olio tendendo il lume, da una scintilla si accende il fuoco, da una sorgente comincia il fiume perché il molto viene dal poco. È possibile integrare l'attività estrattiva e la conservazione dell'ambiente apuano? Le strutture ricettive possono essere agenti di sviluppo sostenibile? È possibile valorizzare il patrimonio naturale e culturale delle Alpi apuane? Il Parco delle Alpi Apuane può essere un laboratorio permanente per lo sviluppo sostenibile per le attuali generazioni e per quelle future? Possono tutti i cittadini partecipare attivamente allo sviluppo del territorio? Con Agenda 21 locale, il Parco delle Alpi Apuane cerca di dare una risposta a tutte queste domande. Partecipa ai forum.